Basta spiegazioni. Non risponde. Non c'è niente, non risponde. Don Gaetano, Don Gaetano! Che c'è? Che fu? Che succedeva? Che è sta confusione? Ma che faccio? Ma perché? Che fu? Che c'è? Metti furto! E me? Don Gaetano, su, mi lascia, si sta rubando la sua macchina! Macchina! Ti è sulla luce! Eccoli la finestra! Facciamo finta che non siamo in casa! Ma che dite? Se no devo scendere e finisci il busco di là! Ma niente, si stanno mettendo a domani! Zitte! Non facete voce! Ma com'è che mia moglie? Chiamate a mia moglie! Com'è che non c'ho asciugato con tutti sti cuori? Quella si mette da bene le orecchie! Ah. Per non sentire confusione! Zitti! Mi pare che farete! Per forza si picchia la macchina e se n'è andato! Se ne andarono? E si capisce? Parabotte, mascalzone, figli di Bonamace, perché fate così? Me ne dite? Che facciamo stasera? Ma non potevo mai sentire a te che noi stiamo quanto piano! Ma qui state tanto, ma la a pigliare pilla, ma facete presto, almeno un povero uomo esce da questo tormento. Andiamo a tua mamma, smettila, pure, faccia! Quella non vuole parlare, lo sapete! Ma lo vedi che questo passa su da ciò e non mi ragiona proprio! Io sono il capofamiglia, hai capito? Io ho il dovere della vigliaccheria. Io ho le responsabilità e devo anche avere il coraggio di scontarmi. È finito! È finito! Addio. Addio Magna, Safuttero, Gaetano, è finita! Signore Dio ti ringrazio. Mi sento male, mi sento svenire! Signora! Solito maniaco! E giù le mani! Ma che sto bevendo? Ma quale momento! Signora, voglio fare la terra? Che succede? Ma come non ti porto di chiama e tu non scendi? E che ci vuoi sta a fare allora? Ma sentite che parola, per fare almeno un'azione di disturbo contro i ladri, ma poi uno che fa, scende veramente. Certo, l'antifurto è psicologico, è come lo spaventapasseri. Ecco, stava visto mai uno spaventapasseri correre a pedacette? No, se sto scatto non va bene, se no. Se no, no, c'è quasi. Su quasi, Nannina, su! I ladri sono diventati spacciati! I dite banche fanno proprio l'annuncio! Signore e signori, buongiorno! Questa è una rapina! E va bene, allora aspettavo che la mi chiamano per telefono. Pronto? Siete in casa? Avete puntato? Uscite perché va a venire a rubare. Già, hai un metro di mani! E poi a così ragionate. Ma veramente la testa che oggi come oggi non c'è più proprio che si scatta da niente, hai capito? Che qui è? Sogno io! Stavo dicendo, voleva andare a Piteri! E che capito come si sta a buttare la macchina? Ma chi c'entra sul discorso? Anche io sa fare un sopralluogo perché anche questo è psicologico! Anzi, psicologico! Perché capra patologica non c'è proprio niente! E poi tante volte può essere uno scherzo. La mia ma deve perdonare, sogno troppo nervoso. Sogno troppo nervoso perché hai una valigia qua, in testa. Sì, tu che sentono? Sporca maledetta, puzzolente valigia. Prego. No, prego.
non sia mai. Aspettavo l'anzianità. Prego. E che noi mi stiamo a pregare? E va bene, preghiamo a Madonna, ma non c'è nulla. Caliamo pure questa ora. Pure È mezzanotte e io me ne vado a letto. Ora chissà se riuscirò più a dormire con questo nervosismo. Mamma, Sì, la mamma. La mamma, dai. Io, non c'è più la mamma. ma mamma, Ancora. ma scusa, come ti devo chiamare, donna Nannina? Tu a me non mi hai chiamato proprio. Io con te non ci parlo io, non puoi credere se ti parava notte. Oh, tu pensavo che io mi hai arrabbiato. Ma come? Hai il problema della valigia in testa e pensi ancora a queste cose secondarie? Questa grandissima lappedata. Signora Nannina, è sicuro. La macchina se la sono rubata. Ah, ti rilascio su gente seria, non scherzo. E papà, Lo dica a vostra madre perché con voi non parlo. ma che succede? Ma perché con me non vuole parlare mai nessuno? Signora Nannina, vostro marito e il fratello sono andati al commissariato a fare la denunzia. Buonanotte signora. Buonanotte, buonanotte. No, chi stai a pensiero di scemo. Dunque, non eravamo arrivati. Ah, grandissima tappinara. Ah, non fai la scaccia con me, che io ce l'ho diminutivo e ci metto un superlativo. Mamma, ma perché devi fare sentire i fatti nostri a tutti quanti? Ancora l'hanno a sentire, che io sono sempre carichi impicciata da volta per sentire chi tu che ne diciamo, e specialmente chi tu che passai ora. Signora Nannina, mi dispiace per voi, ma voi questo non lo dovete dire. Io mi faccio i fatti miei. Gesù! E come sono allora? Vuole dire che l'hai impicciata da volta? Ma per combinazione, perché mi era caduto un bottone proprio qua, vicino alla porta. Tonzo Bescio, facetemi paura, ricoglite il buttuna e cuccate, buonanotte. Buonanotte, signora. Almeno lei si è fatto con questo che è un giovanotto. Io mi spiegassi, Ma tu ti mettesti con un po' di charmante, che può essere tua pace, e poi un cantante attore, che come attore fa schifo. Ma come cantanti, che cose giuste? Fai più schifo ancora. Mamma, ma quello è un grande E cabarettista. fa schifo stesso. Mamma, voi non lo vedete con gli occhi miei. No, io ti tiro la scappa in ta faccia. Ma mamma! Ma come? Tu sai che stavo dando un cucchiaio e mi dici queste cose? Ma chi aveva detto? Chi aveva detto? Spiegami pure a me chi tu che aveva detto. Lui ha fascino, stile, charme. Ah, perché mi dici queste cose lontano? Vieni più vicino che ti posso chiappare. Mamma, ma voi ci pensate? Il look che ha pochi. Il look? E chi? Oh, non dire male, ma non sta sta casa, Ma guardate che stile nel vestire. Oh, i vestiti, hai ragione, che stile, che ti dà giggia. Lui non è mai comune, banale, è sempre eccentrico, fantasioso. No, tu ne sciste facce non muo dire. Lo disgraziato mi squagliò una figlia. Maledetto momento che mi si vede in sta casa. Disgraziato. Vita da cani, bella mia. Il terzo spettacolo questa sera è finito più tardi. Ma voi mi avete chiamato? Manco i cani. Come? Ma perché dai a chiamare io? Parla con me, Popino, parla con me. Mamma è un po' nervosa. E come mai? Sono venuti i ladri, si sono rubati la macchina di papà. Oh, veramente? Oh, quanto mi dispiace! Ma non potevate metterci l'antifurto? Non ne voglio parlare. E Don Gaetano ha rincorso almeno i ladri? Vi ho pregato che non ne voglio parlare. Parla con me, Popino. E lo spettacolo è andato bene? Oh, e su sti babbarie, mia cara, per Giuseppe Chiaccone, in arte Bobby Sharman. Bravo. Io volevo fare la Ida, grazie, il Trovatore, grazie. Un Barberi. Come Barberi? Un Barberi di Seviglia, che è così bella. Ecco, appunto, ma sapete quello che mi piacerebbe fare di più? Un pagliaccio. Come pagliaccio? Ridi, pagliaccio.
pagliaccio! già, ridi pagliaccio! Brava, brava! Rosetta, tua mamma le sa proprio tutte. Sì, io sono un'appassionata cattolica. Io mangio pane e pavarotti. Rosetta, tua mamma sì che è un'intenditrice. Lei sa chi sono io. Come no? Io lo saccio così tu. E Ida che non sa così tu. Mamma, ti prego! No, Rosetta, mamma scherza sicuramente. Ma adesso fammi cambiare. Devo andare. Di notte! E chi ti zoccoli di notte ne esce? Ma che ci distrago? Gente di teatro! Si va a cena! Dopo lo spettacolo mi hanno invitato certi grossi impresari e sono venuto a cambiarmi d'abito. Permettete, donna Nannina? Vado, mi trasformo e torno! Ora vedete come si combina. Mamma, ma perché tutto questo odio? Hai mai visto a tuo pascio o a tuo zio come è andato a prendere maniera? Ah? Che sta succedendo? Mentre che andavamo a fare a denunzia di Laci, che conciarono i Laci e se delinquente ne scipparono pure il roppo in corpo. Ma ti aspetti? Perché non lo fanno manco un sotto del collo? Mi volevo dare corta per forza. Tu poi, non ti potevo buttare qualche cosa di sotto. Ma facesti fare, magari ma la paura di lascia. Peppino, ma puttana, i soldi ma non ti faccio fare Ma malavogare. no, dico con qualche cosa, buttassi. Ma poi fingono pure i carabinieri. Ehi, caro! No, Nannino, no, non attaccare a noi per un tagliaputore. Mi pigliano per due tipi allegri. Tu cai. Non c'ha. Ok, dai, giamma singolare, a plurali, du giammas. Vabbè, l'importante è che siete vivi. La famiglia Bottiglieri a completa. A Bottiglieri ha un fiasco, una camiciana e un bottiglione capo che sono io. Andiamo cosa del corpo. Stai uscimando, tu fritto. E avanti, andiamo in cucina e ti do un po' di cognac. Andiamo. No. Che smella mia. Zia. Ma una cosa, che vede Carmelo, telefonavo Carmelo. Non ancora. Ah, che tu venuto domani mattina per cercare la valigia, che ci dicevo? E ci dicevo, i soldi che c'erano in ta valigia, ce ne studremo un po' alla volta. Ah sì, ci facevo un prestato centennale. Oh, Gaetano, tu l'hai finito con sta valigia, vuoi capire, sì o no? E valeo che stavano con il collo. Ma guarda, che stiamo dando che mi accattasto tu? T'accattai quando aveva che cosa mettere dice, ma ora? E ora ci vuole i slip. Gaetano, i slip ne può buttare. E perché ne posso buttare? Gaetano, non so per te. Ma perché? Gaetano, perché mi pare un rappresentante di mozzarella? Carogna disgraziata! Che puzzoletto valigia? Signora Nannina, Che c'è? se dovete comprare una casa, se vi serve un prestito trentennale, io conosco una cooperativa dove vi posso fare entrare. Ma io con chi sono? Non ho capito di più. Ve l'ho detto a quest'ora, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Io me ne vado. Mi sono fatto pure la valigia. Ma perché baffonista può fatta ricchiare da volta? Non ci facete caso, sono nervosa. E invece è vero. Ah, è vero. Ma non per quello che pensate voi. Modestamente, Silvestrino Petrella, i ciuci e pettegolezzi non ne fa. Però, fa uscire un caricare della porta, non sentire una voce. Facetemi capire buono, non si pesce. Perché facete un scemo caricchiare da volte? Signora Nannina, papà, anno torrefazione. Io campo a mezzo a biscotti e caramelli. Ma non ho mai visto una cosa così dolce come vostra figlia Rosei. A me bottiglietta! Signora Nannina, a me mi serviva una camera a me. Papà ha una casa con 7 stanze. Io vengo a buttare i soldi. Mi affutta un punto sul capo per starci sempre vicino. Mattina e sera. Ma va dato che mai succedere a mia sta ora e notte.
Non si vede, io ho troppo pensiero per testa. Signora Nannina, il prima mi guardava, mi faceva sperare, poi è venuto il signor Chiaccone e io che sono diventato 0 più 0 uguale 0. Non si vede, sentita mia, se cade puntato con tu sei cuccato, domani per nannate. E come posso dire? Come posso dire? Signora Nannina, io capo a mettere biscotti, caramelli, ciusciù, ma se non vengono da mano dalla testa, niente. Signora Nannina, aiutatemi voi, datemi un cucchiaio di zucchero. Non si vede, io un cucchiaio di zucchero buttasse volentieri, ma invece per dare una cutellata al tuo cuore, che da fra un missa va a sposare per forza. Ah, e ci chiamano il zucchero da testa. Ma com'è possibile? A bottiglietta. E stappata! A stappata! Non trattato, non si vede. Chi te dice che Chiacconi aveva una cosa che a voi forse vi manca. Come per dire, da svergognata dici che ha un look eccezionale che forse voi non avete. Non si vede, ma voi come state al look? Al look? Io spendo milioni per il mio look. E allora è meglio che canciate medico. No, io non posso stare più da questa casa, no, non posso stare più. Io me ne vado! Oh, zitto, che ci credete a fare, zitto! No, io grido, ma sta sempre dritta, capite? Inda può essere che senti che io ciancio e ne esci fuori. Sì, ma che notte la gente sta dormendo. Sì, avete ragione, scusate. Ho fatto la valigia! Dove l'ho messa la mia valigia? Dove l'ho messa? Dov'è la mia valigia? Ma modo, un tornato che siete, troppo la valigia, se non hai di andare, andate a binni. Manco ma testa! Che prende Carmelo? Che sta giocando la valigia? No, era Don Servascino che se ne stava andando. Papà, la camomilla! Ma no, senti, a uno che diceva la mia valigia, dov'è la mia valigia? Era Don Servascino. A poi tutti hanno faceva i Che conti. scanto che mi pigliai. Ma alla fine che è? Ci rubammo sta valigia. No, per carità, la valigia deve essere c'è. Su, i soldi dei India che scomparevano. Gaetano, quella valigia era rimasta sola, abbandonata, senza padrone, no. senza nessuno. Noi l'abbiamo adottata, ma sentite anche sta mi pare la valigia come se fosse un orfanello. La donna immobile, quasi un albergo, muta d'accento. Che ne dici, Angelo? Come sto? Sei bellissimo, sei spumeggiante, effervescente. Ma pare una magnese San Pellegrino. Capirete? Vado a parlare per un contratto da cui dipende tutta la mia carriera. Oh sì, allora in bocca al lupo con tutto il cuore. Miscina, miscina mia, in bocca al lupo, non si usa più. Sai come si dice fra noi gente di teatro? Merda! Papà! No, hai ragione, è proprio così che si dice. Quando si andava a teatro in carrozza, i cavalli lasciavano dei ricordini all'ingresso. Plof, plof. La quantità di questi piccoli ricordini Plaf, plaf. segnavano l'indice di successo dello spettacolo. Ma voi che ne sapete? Io a te me ne esce spontaneo. E forza! Tornelli, e avanti e fatemi la cortesia. Ditemi merda pure voi, se no non me ne vado contento. Ma io dico con tutto cuore. A me ne esce proprio d'inciallata, ma merda! Brava, grazie. Adesso vi devo salutare. Gattina! Passerino! Che sto morto! Vicina! Ciucciotto, coccolino. Guardate che non vedere l'occhio miei, mi pare un pochino camollo. Buonanotte. Abbiamo un look eccezionale. Buonanotte a tutti. Ah, a proposito, Don Gaetano. La prossima volta
Mettitecela al defunto, buonanotte. Volevo davanti a questo. E se cacchio poi sapesse a fare nascere quell'insulto da bocca? Quell'insulto? Se questo cacchio poi sapesse a permettere di chiamare mio papà, vedete che commino alla fine del mondo. E ora a Cuccamone, buonanotte. Buonanotte. A Monique. Sta ora, è qui a sta ora. E Bobby, si è scontato qualcosa? Miso? Oh, preparo che chi sta non farà figli, farà gli attarelli. Ah, come? Ah, sei Carmelo! Caramelo! E che poveri! Oh, Carmelone nostro, che gioia! Sì, e noi ti aspettavamo domani, sì! E a Chiana che ora ti amo, sì! Dici che stai dormendo, Che ah? c'è io che sta dormendo cadavasso? Leva da male sul tuo cuore, fai l'uomo, fai! Uno sulla strada, sulla cucchino, ah! Carmelone nostro! Come stai? Buona da Marte. Che Gaetano a onne. Caso! Oh, etera! Sommole! Ah, non ricordo ancora uno sciantico Come no, come La salutavamo sempre così. Etera! Sommole! E ora arriva l'eruzione. Ma com'è che bevi sta ora? Chissà come sarai stanco! Ah, scusa, guarda che fai, vai a corricarti e domani facciamo i conveni. Guarda Carmelo, questo è un brutto momento, ci hanno onorato signore Lasce. Chi lascia vino? Ma ti spiace? Ma te resto un'annunza. Usuro c'ho fumaggio va. E se lascia vino tu, vuol dire che state bene. E in salute! No, a denari. E vedo che caro no, astu. Avete abbellito. Tutto a cambiare, Carmelo, tutto a cambiare, credimi! Ah, cambiare. Ma vede Carmelo, e lasciano bene qui sopra, sotto si rubarono la macchina! Bene, la macchina. Ma non ci pensare più. Che vuoi cadere malato? C'è cosa succede da peggio. Ma uno può essere rassegna. Bravo, sante parole, uno sa rassegnare! C'è, uno va a fare pazienza. Alza gli occhi al cielo e dice al Signore: mica è bello lampadario capito! Oh, bellissimo! E uno abbassa gli occhi a terra! Eh sì, china la testa a terra e dice al Signore: mica è bello a bello che avete! Oh! E un incendio sotteggiato dalla foglia! Sì, la parrocchia! Ma io che voglio? Un bene vostro voglio! Te vorresti vedere regina, baciare umilmente questa mano! Mica è bell'anello che hai, oh! Mette un ricordo di mia nonna! La via sua colonnetta, appena sentì la ci pigliai un isoino! Sì, un ricordo! Amici miei, guardiamo non te faccio! Ma voi, lo sapete perché io sogno che? O lo sapete? Insieme lo sappiamo! Lo sappiamo! Sì, lo sappiamo! Carmelo, lo sappiamo! Sentite che è una cosa. Io ho dovuto stare. Succedeva per caso qualche cosa? Gaetano Bottigliere, il nome della nostra antica amicizia, la valigia di Luciano Paterno da Pazzini. Buonne! E chi da un Un giorno sto mezzino venne a casa, si affitta una stanza nel mio locale. O saccio, proprio io guardai, era un picciotto d'onore. Infatti onorevolmente dopo 6 giorni l'arrestarono. O saccio, Inizia tutto cosa sapi? no, che tu che non saccio, io ho onesta benedetta valigia di Luciano Paterno.
Cammelo, Eh. la mattina venne un giovanotto tutto misterioso e ne buttò la lettera di sto paternoscio. Paterno. Sto fratello che non pronunciasse mai sto nome. Nella mia stanza c'è una valeggia. Non l'aprete per nessun motivo. Ecco. Nascondetela bene se specialmente viene la polizia. Non la date a nessuno se non vengo io di persona personalmente. Lavorato con le auto, povera gente. Oppurate per quando leggemmo su quel giornale con sto patanella. Paterno. Sto paterno. Aia. È stato condannato con la direttissima. Sto pataturco hai avuto 20 anni di caccia. E allora, pensaste bene di aprire la valigia? E che madre mia, sono tacito, che non girava dopo 20 anni. E ecco chi? Appunto, quando ne avremmo valigia c'erano tutte facce rispettabili, sai? Come? Fotografie. Alessandro No, Mazzone, c'hai una gestione di 500 milioni. Alessandro Mazzone, Michelangelo, Che devo usare un atto da Vinci. tutti uomini rispettabili, vedi, tutti uomini rispettabili. Lo sapete che lui ci ha visto la stampare sopra di soldi? La faccia da morte. Chi ci ha visto la stampare? Con un super boccettino di veleno. Esatto, per abusare del pericolo che si corre. Ma insomma, quanto pigliasto tutta la valigia? Almeno un giorno mi scadeva una cambiale di 500.000 lire. Tu, o posto bene, ha visto fare? Io, a mare mi avessi invitato, piuttosto che rubare la valigia. Io a mare non li aiutare, sì, ma poi pensai che non saccio annatare. E allora mi facevo prestare. Ah, bravi! Bravi! Come prestato? Ci domandammo la valigia. La valigia corrispondeva. Ma che c'entra? Io sto dicendo, ma che diamine? Con tanto tempo non ci restituiremo 500.000 lire? E ce l'avete restituiti? Ce li abbiamo restituiti, quando mai? No, ma ancora non ha ancora un sto dicendo anni 4 mesi. Un tempo c'è. Un tempo c'è. Ma insomma, ma quanto avete preso da quella valigia? A pelo. Tutto! Tutto! Eravamo romanati, pieni di cambiare, tempo di usura, ma che ne sai in banca? L'avete fatta grossa! Carmelo, credimi che l'abbiamo, Carmelo, mi deve avvisare. Ah, ma c'è stu rossa! No, Carmelo, guarda! Troppo ma rossa! Abbiamo fatto. Paci! Paci! Ma lo sapete di qui con i soldi? Ma no! No! Che qui era solo segario. I soldi erano della mamma! Ma capisci? Ma no, ci fottevi i soldi da sua mamma! La pensione da mamma. Dai, no, 500 milioni pensioni! Ma salì all'arresati. La mamma e padre no, è lavoro mia mamma. Ah, viste, che stai un di paterno? Apposta si sta pigliando tanto. Nannina, io stai parlando per antonomasia. Ah, ora capito! Un frate fa paterno. Io è un figlio d'Antonio Masia. A Masia dice, tu figlio con tuo uomini. Nannina, cavace, non c'è nessuno. E allora siete figlio di niente. Oh, cerca, ma capisci? La mamma di padre no, può già essere mia mamma. Chi è la mamma di tutti i fratelli sicuri spassi per il mondo? Oh, sta mamma aveva chiesto una zuccoluna. I soldi erano della mafia. La mamma li aveva avuti per ammazzare una persona. Cammelo! Tu non ci devi abbandonare, Cammelo! Mi dispiace, Non ci devo aiutare, Carmelo. mi dispiace. Io dall'organizzazione non sogno un generale, sogno un soldato. Ma posso usare? No! Ma non mi posso salvare. Una cosa ci saresse da fare, ma non è proprio auce. È impossibile. No, Allora- no, manco potevo. E allora l'amicizia non ci vuoi aiutare, Carmelo! Cammelo! Parla, Cammelo! Deve parlare, Carmelo! Che male.
Come? Ma che dici? Nanno, sai che sono cose che io non è che gli posso dire apertamente. Tu a volo la chiappare. Cammelo, che figli a buono? Se tu non parli, io che cosa prendo a buono? Gaetano, Nannina, che l'ammazzereste una persona voi? Non ti pare un momento di scherzare questo, Carmelo? Stai facendo rozzicare i canni? Oh, se vogliamo ci ammazzare la persona, la commissione va per noi, infatti. I 500 milioni sono i vostri e tanta salute alla famiglia. E abbraccia e baci da tutti i parenti. No, non stanno scherzare. Chi è gente che cadavano un tocimento fa sparire? E ma chi coppa si trovano occhioi? Chi fa? E fa sparire i cadaveri un docimento, capisci? Oppure vi mandano dei fiori. Mica bei fiori, ma che sono profumati. E che ve li ha mandati? Boom! È salutato dall'aria! Sì, salutato dall'aria. Pensateci fuori, perché per voi la cosa sarebbe facile. La persona che va a morire è alloggiata a casa, da sta pensione, Dammi casa. apposta come andai a pagare. E qui è sta persona? Uno schifo di attore, un cabarettista da Ciossotti. Che dicesti? Sì, un verme che si chiama Giuseppe Chiaccone. in arte Popi Sciarmani. Oh madonna, ma perché mi manda queste tentazioni? No, ammazzare, Una femmina che baffi, con due caruse senza baffi. Esattamente, sono i figli Chiaccone. Madonna, Diversi anni fa Chiaccone stava in America e sedusse questa donna italo-americana di origine siciliana. Oh Lucca, va a essere colpa di Lucca. Convisse con lei per parecchi anni senza sposarla. Poi un giorno se ne inchianò su un aereo e se ne scappò in Italia. Allora la poverina si era corsa a un grande boss americano, Don Vito, il quale dopo anni di ricerca usuale e ci vanno a paternò. Cammelo, se lo vuoi sapere, questo con questo grande look ha sedotto pure nostra sta figlia. figlia, sì. Carogna, Arogna. carogna. Poi pensateci sopra, io non ci conto, perché voi altri non la vedete la faccia dell'assassino. No, Carmelo, noi ci ammazzassimo volentieri, sai, specialmente a Nannina, Ma sto diavolo pavessa a tentare, basta che mi decidi. Io faccio una telefonata e sistemo tutto cose. Cammelo, quando vengono che andranno a mettere un tocimento. Ora stanotte. Poi altri siete in pericolo, lo volete capire o no? I picciotti potessero già essere in viaggio. Madonna, gli uni picciotti viaggiatori. Badate, però che una volta che siete impegnati non si può tornare a rete, ma se allora è peggio. Squagliate cosa buona farete! Buonanotte! Madonna, tu sai quanto è brutta mo tanto sapone? Nannina, State muto, fammi pensare. Nannina, io ora ce lavoriamo per ammazzare a Giuseppe Chiaccone. Gaetano, noi a Natale per ammazzare gli altri e tu vai a chiamare puttini. C'entra, lui altro non aveva fatto niente. Questo invece ne smannò una figlia. E chi che mi tiene attaccato in mano a mia? Cosa marita a mia figlia se io ammazzo Giuseppe Chiaccone? Cosa marita? Gaetano, e spaciamo, vi da cura fatto primo cenno per l'estero. Estero, pune. Ma qualunque estero, basta che battiamo. Oh, e se poi arriviamo a America, che facciamo? Ne mettiamo da bocca di lupi. Signora Nannina, se avete bisogno di qualche treno,
Io ho l'orario in ferroviario in casacchetta. Non sapevo, ma voi non me ne hai tornato. E sono tornato e entrando ho sentito parlare di treno. Signora Nannina, a mia, non mi importa che bottiglia di stampanaia, ma sposo stesso! Ecco, e lo vuoi pure la scusa per l'onore Rosetto. Ora l'onore Rosetto è salvo, come un mazza chiaccone ora. Nannina, secondo te avessi coraggio di ammazzare un cristiano, Nannina, ah? Nannina, siamo rovinati, siamo consumati, Nannina. Lo sai che ti dico, Gaetano? Ammazzavano i ciancelli sotto i cubetti. Schifo! Schifo! Colare, Schifo! Questa è la vita, amici miei! Schifo! Oh, Schifo! Delusione! Dolore! Ma voi ci pensate? Ma uno che ci campa a fare sopra sta terra non è meglio che si ammazza! bravo. Eccomi qua! Giuseppe Iacconi! In arte Bobby Sciamma! Un fallito! Uno che non farà mai niente nella vita e che beve per dimenticare! Mi hanno scartato! La parte che dovevo fare nel film l'hanno data a un certo Tom Cruise! Non ci facete caso, su Don Cruise aveva essere sempre solito raccomandato. O aveva un look. No. Non dite niente! Non dite niente! Non dite niente! Che per la pioggia! La vita! Uno si spicchia! Poi si cucca! Poi si spicchia un'altra volta! Ma voi ci pensate? È una schifezza. Io la medicina! La mia salvezza! La medicina! Io l'ho deciso fermamente! Mi suicido! Un coppoca! E finisce tutto! Bravo! Me ne vado mezzo! Bravo, cioè voleva dire. che saccio che voleva dire, nulla. E che ci vuole? Proprio niente! Proprio niente! Basta prendere il pilletto e uno finisce di soffrire! Gaetano, ma che cosa? Diceva che cosa? Mi raccomando, questo dito. Mi hanno chiamato che anche mia mamma è morta e non mi è rimasto più nessuno a questo mondo. Avevo ragione. Quando si muore mamma, è meglio uno che si ammazza. Ammazzatevi. Qua, questa è la medicina, questa è la salvezza. Tu sola mi sei amica, tu sola mi vuoi bene. Io vado là dentro. Chiudo la porta a chiave e mi tiro un coppo in capo. Buonanotte. Oh, mi raccomando, la medicina. Gaetano, ma che tu si chiudeva a chiave veramente? Allora fa sul serio. Fa sul serio. Fa Che cosa a fare? E che può fare? Perché ti chiami da È fatta. È fatta! Ma come sta? Ah, così. E allora morivo! Allora è morto! Morto, mi si è labrato in terra. È fatta. È un assassino! L'assassino. Un fascista. Sì, l'ho fatto. Siamo due assassini! L'abbiamo fatto! Abbiamo fatto, facciamo comparire che si tratta di un suicidio. L'abbiamo suicidato! Aspettate. Ma che sparato? Ma che è successo? Via! Che succede?
Stai zitto! Ma che vedi, una sola di lascio? No, signore. Pronto? Don Vito? Sì. La commissione è stata eseguita da 2 volontari. Tutto a posto. La luna gli è tramontata. Buonanotte. Ma che è successo? Per sparare? Signore, purtroppo una triste notizia. Popi Sharman è morto. Immobile, qual piuma è? Che succede? Cara, ma che è successo? Io mi stavo ripassando la parte, involontariamente è partito un colpo. Sapete, un attore vero si immedesima. Ah, sì. Don Gaetano, donna Nannina, e ditemi la verità, la faccio bene la parte dell'ubriaco, no? Ma allora chi era? Una parte? E si capisce, no? Gaeta! Nannuzzo! Oh, Ma un morto sta bene in salute? Ah, questa sì che è bella! Il morto sta bene in salute! Amonino la setta, amonino cuccamone, che qua non succede niente! ma buonanotte, buonanotte. Scusate ancora, buonanotte. Buonanotte. Altro che pensione della tranquillità. Io l'ho sempre detto, questa è una pensione da manicomio. Amici miei, io capisco l'equivoco, Sì. ma oramai siete impegnati. La telefonata partito. Gaetano, Nannuzza, Ma ti chiaro marito e moglie. oramai non c'è più niente da fare. L'avete ammazzare per forza. Se nunca, squagliato il tuo sapore farete. Buonanotte. Sono il gallo del mattino! Signora Lilli, svegliatevi! Non fate la cattiva, rispondete! Signora Lilli, badate chi dorme non piglia pesce! Chi è? Sono io. Volevo essere il primo a farvi gli auguri perché oggi è il vostro compleanno. E voi? Cosa ne sapete? Dalle tessere che mi avete dato quando vi ho registrata. Ma vedete che attenzione, ma ce ne fosse caiccia che tu non se la gisse la attraversò. Grazie, però mi avete fatto prendere un grossissimo spavento, trovarvi lì sulla porta. Ma non avete sentito? Chicchi di chi? Sono Peppino, il gallo del mattino. No, non vi ho sentito, avevo la radio accesa. Capisco. Ma scusa, e allora perché sei uscita? Io perché sono uscita, Don Peppino? Ma quante cose che volete sapere? Andavate nella stanza di Bobby Sharman? Io? Come vi permettete? E allora da chi? Da Silvestrino Petrella? Ma siete pazzo? E allora dove andavate? Ma vedete una poca, Don Peppino? Andavo in bagno, siete contento? E a me pare che pure di notte troppo spesso andiamo nel bagno. Ma che dite? Io vi sento quando uscite e quando entrate. Allora è sicuro che andavate nel bagno? Gesù, oh, ma queste sono cose da pazzi!
Anzi, qui si contano le volte che una persona va in bagno. Oh! Betta, ma tu me resisti, ma io Peppino Capatosta mi chiamo, Betta. Ah, guerra voi. Aspetta. Ma cosa finisce qua? Cosa da impazzire? Aspetta. Io sono Peppino, il gallo del mattino. Pronto? Pronto, Fiora Piscitelli? Sono Peppino. Ah, no, scusate. Sono Peppino della pensione della tranquillità. Senta, mi mando una bella confezione di fiori? No, senza nome. No, la devo dare personalmente ad una signora. No, gli mettete un bigliettino quelli dorati, quelli che lo colombere che si baciano sopra, sì, proprio quelli che avete voi. Pescitelli, che ha scrittura la vostra, ve l'ho detto io, avanti. Siete pronti? Bene così. Allora, scrivete. Sapete quello che voglio. Se non posso avere quello che mi aspetto, la morte è l'unica no, la notte, la morte, signor Pescitelli, la morte è l'unica soluzione. Va bene così? Benissimo. Ah, Pescitelli, è chiaro, un conto a me frati, eh? Bene, grazie, arrivederci. E ora mi faccio suonare in la sua camera perché tu sui cose, tu su. Oh, cedi perché, cedi. Oh, mi ammazza. Bene. Ma dove vai? Ma tu non dormi più, Prostituto. Quanto voto te l'hai detto? Tu i film che inizia li devi lasciare stare. Ne visto un manio con ta pensione. Ma Gaetano, ma pensi sempre male tu? Poi saranno sicuramente di romanzi gialli. Ti pigliamo, mani? Va bene, voglio leggere i romanzi gialli, questo hanno fatto noi. Io la notte soffro di insonnia. Sì, ma sì, è qua c'è vuota. Poi non ho potuto capire con la matita rossa niente, ma lui che ne sottolinea. Adesso che sono fatte me, dice la verità, la svegliaste un no? No, ci aspettiamo sola, sta dormendo. Oh Gaetano, vatti, Gaetano! Io non vedo a sta maledetta, non la vedo io. Non la vedo a sta maledetta. Chi è? La maledetta. No, signora, mi deve scusare, questo imbecille qua. Io volevo sapere soltanto dove eravate. Eravate nel bagno. Sentite, che in questa casa si controllino la luce e il telefono, io lo capisco, ma il bagno no. Il bagno è come il pronto soccorso, si può andare gratis a tutte le ore. Si contento, guarda questa pensa che voglio mettere il pipiometro nel bagno. Ma che cantano l'americano? Il giapponese, papi, non inventavano, capiamo, inventavano. Oh, buongiorno Carmelo. Ci sono una votata. Ho capito. Allora, non facciamo ancora. Ah, Luna. E le stelle stanno a guardare. Ma perché ora sono? Venerdì. Ma che sta Venerdì, succedendo in venerdì. questa casa? Gaetano, frate, tu devi dare una cammata. Non ci dici sta chiesto che ti pigliasti i piccioli e che ci fai cambiare. Ora perché non se ne va? Ma che te dire, sto gran pezzo di disgraziato cornuto e figlio di buona madre. Buongiorno Carmelo. Chi è? Mi sentite? Ah, Carmela, la cameriera. E noi l'abbiamo chiamata sempre Melina. E ora me ne esci un cammello. Ma ci sta apposta. Cammelo e invece sta simpaticona di genere femminile. Cominciamo che poi in cucina e mi fai una bella tazza di caffè perché ancora stamattina non ha picchiato, E chi è? La signorina Rosetto fa sempre un caffè. E la signorina Rosetta è uscita prima mattina, è andata alla zia Francesca. Avanti, Rosetta, avanti, fammi sto caffè. E vabbè. Ma che venite a fare appresso? State viaggiando? A Catania vai e a Catania vieni. A Catania, a Messina, a Palermo. Sì, Catania, Sicilia, Palermo, tutte le isole comprese. Mi faccio a tia. Bene.
Tennara, ma ti senti la prima messa? Vorrei confessare. Nannina, non mi fare sta faccia vittima da sta fanera, mi fai perdere tutto coraggio. E posa sta Bibbia, posa sta Bibbia. Ma quale Bibbia? L'assassino della notte, un super giallo di un autore scialero, che non sa leggere manco un nome. Stiamo perdendo troppo tempo, non si trova, non si riesce a trovare qua. Non si riesce a trovare. Qua. Beh, morte nella vasca da bagno. E io che fare? Nannina semplice, neanche perché mandiamo ne a tare da una zia Francesca. Perché? Perché? Parla, ma perché non parla? Non parlare. Ora, questo popolo maledetto la mattina quando viene e cerca la vicina, preparami il bagno. La vicina non ci sta. Io lo preparo dopo. Ma perché non prepara tu? Nannina, su cose ti filmano. Sto bagno c'è un filo della luce elettrica tagliato. Tu in che bella vasca da bagno, con molta potenza stacchi il nastro isolante dal filo e io l'acqua. Un ascio isolante? No, un filo. Io come distratto, appena arriva si è tattufo, puff! Caso di sei muore fulminato a secco. Portare giù tempi muore lo contiamo fino a 60. Poi ci sa leva un filo dall'acqua e getta una buciata. La gente corre bene e il bello è fatto, carissima, bello è fatto, delitto perfetto, morte per collasso cardiocircolatorio. No, un filo di inciavasca, vai o allevo tu? Nannina, da adesso che sono cose da filmare. Su cose filmano, un cadavere non tu inciavasca, su cose filmano, io che a fare da sto bagno. Va bene, allora vai a un fazione, d'accordo. Gesù, a mia mi pare un sogno. Ma noi abbiamo ammazzato proprio un uomo vivo. Che noi dobbiamo ammazzare un uomo morto? Dobbiamo ammazzare Nannina, perché vi attacca come una traducendo? Io ho buttato sempre pinnole e cocce con figo. Ma da come stai traducendo con veleno in ta sacchetta, capisci? No, io non posso fare. Io ora chiamo a Cammelo e ci dico che non posso fare. Che chiama a Cammelo e poi andiamo a finire sbagliato un tuo sapone. No, tuo sapone no. Un destino è capace che mi fa finire in ta saponetta uno se la vede proprio sciarman. Pensa che da un momento all'altro quando vengono i picciotti viaggiatori e ne fanno fuori, ne fanno secchi, fuori. Qui è. Un proprietario da pensione, siete voi? Io, ma quando mai? Io sono di passaggio. Voi siete la moglie del proprietario? Scemo le conoscere! Che lingua parla, signore? La signora in francese ha una camera affittata qua. Ma insomma, io chi li devo consegnare? Non ti muovere, non ti avvicinare! Ma allora l'avete capito che ci sta? Una bomba! La bomba! No, che vi ha mandato il nome di Dio! Ma come vi ha mandato io scherzato? Voi pare che vi scandate di giorni. Madame, guarda come profuma! Non voglio sentire! Ma la signora era francese. La signora è poliglottola! Come? Stai zitta, è poliglottola! Ma a me questa mi pare proprio pensione di scemi. Sentite, io li lascio qua e me ne vado. Quando vengo proprietario da pensioni ci date, poi venite a regolare. Se volete anticipare voi una piccola mancia... Aspetta, mancia! Tecca, a mancia e batte il mio figlio! E chi stai tu? Ma lo sapete perché la mancia si chiama mancia? Perché si chiama mancia? E che significa? Tieni ragazzi, mancia pure tu. E lo sapete che penso? Penso che con un motore una buona mancia fa una brutta fede. Aspetta bene, ma la Grazie, vai, grazie vai, signore, grazie. vai. Io l'avevo detto, chi sta è proprio a pensione di scemi. Sempre solo come sarebbe. Nannina, che dici? Che sono una minaccia? E che ne saccio io? Guarda, c'è un biglietto da... Leggi, vedi che c'è scritto. Ah, perché non mi chiedo? Nannina, guarda, pigliamoli e gettiamolo alla finestra. Che? Così se c'è una bomba c'è della montata essere cristiani. Madonna, vuoi che parrai? Tu disgraziato, sempre tu sei! Stavo giocando con me lì. Io, in Tabasco.
vasca, con filo, ci mette a proprio un filo. Mentolo. Oh, che sono belli sti fiori. Ma non c'è magari un biglietto. C'è un biglietto, vabbè, Peppino, leggi, vedi che c'è scritto, Peppino. Sapete quello che voglio. Se non posso avere quello che mi aspetto, la morte è l'unica soluzione. Lì c'è sto buono, stesso coro. Buono, un vice buono. Oh Gaetano Frati, ci fece scrivere io, ci fece scrivere. Tu! E che c'è? Nelly, oh, Nanni, perbacco, riprenditi. Ciuri di tutto l'anno, l'amorità mi dasti di l'autunno. Ciao, signora Lilli, permetto un minutino, posso? Sono venuti 100 palermitani. Ma guarda, mio frate era che cantava. Ma perché? Aspettate che c'è palermitano. Sì, 100 amici miei. No, perché in tuo perco a sud ho sentito certe gente parlare palermitano. Lo sentiste? Saranno i picciotti. Un tempo strinci, pensateci buono, o il cemento, o il sapone. Fra l'auso cosa sto maledetto stamattina, non solo sbigliare. Smetta di tirare da porta. Sbigliate, maledetto, sbigliate, fammi sentere sta voce brutta che hai. E sbigliate. Che bella cosa, una giornata di sole! Se sbigliavo, sì. Se sbigliavo. Io sono molizzo che non vuole passare. Ma è sangue freddo, calma e sangue freddo. Sangue. Vicino! E che? Non ti si può, io stavo sopra il pensiero. E che vi siete spaventato? Mi sono spaventato. E se no come mi sente da là dentro? Vicina! Pedro, parla con mia, che Iatta non c'è. Iatta. Sì, Rosetta, no, una zia Francesca ancora non ci ha gelato. Ah, e ora? Ora come posso fare un bagno? Il bagno quello prepara mia moglie. Ah sì? Donna Nannina, mi raccomando, non troppo caldo, non troppo freddo, bello, tiepido come piace a me. Dai, non facciamo. Zitta. Io a chi sono mai potuta vivere, ma stamattina mi fa una pena. Effettivamente è un farfallone, da un inizio di film, ma in fondo è un fessecchiotto. Voi non mi uccidevete! Ma che io capivo? Che capivo? Anch'io ho il diritto di vivere! No. Che dissi? Abbiate pietà di me! Che schifo! Che dici? Ma che cosa? Che schifo! I titoli dei film di questa sera! Ce ne fosse uno allegro! A me, sapete, piacciono le cose allegre! Che stanno a fare una cosa al tuo stomaco pure a mia? Non facevo, ride, però... Sentite, suoceri, non è che questa mattina io mi sono alzato particolarmente sentimentale, ma ormai a questo mondo non mi è rimasto più nessuno. E quindi ve lo voglio dire, la mia famiglia siete voi! No, parlate! No, non dici queste cose così commoventi! Ma guardate che... No, non dite nulla! Io capisco, e perciò ve lo dico di nuovo. Io vi voglio bene. Papà! Come avete detto? Ma sì, evviva! Vi voglio bene, papà e mamma! Prepariamoci un bagno! No, ma tengo dentro! Ma che brava gente! Bravissimi! E cosa potrei fare? Come potrei meritare dei suoceri migliori? No? D'altro canto, potevo meritare? Quest'amore splendido è la cosa più preziosa che possa Voi esistere. eravate nella stanza della signora. Amore è una bella cosa. E perché bebbe racconta a voi? Ero nella
nella camera della signora perché oggi è il suo compleanno e gli ho voluto fare gli auguri. Ah sì? Sapete che vi dico? Vado anch'io a fare gli auguri alla signora. E andate. Però ricordatevi che io sono lo zio della vostra promessa sposa. E beh, e che fare? Va a chiamare zio Peppe? Con permesso. Signora Lilli, tanti auguri a te! Ma perché fa lo spruso sto imbecille? Zio Peppe come per chiamare o cosa? Oh, ma che tu c'hai su, davvero? La donna deve avere un uomo solo. La donna deve essere fedele. La donna è morbida, stesa sul letto. A chi è morbida? A un annato col scecco, come se non sapessi che quando avete avuto tanto da una donna siete bocca aperta e vi andate vantando con tutto il quartiere. Io sono chiuso, io sono segreto, sono chiuso. No, voi siete un chiacchierone. Cucchi già così, cucchi già con lì. Andate parlando di tutti i femmini. E ora non vi approfittate di quella piccola concessione di simpatia che mi è scappata. Badate che se vi avvicinate faccio la sirena. E io faccio giudoni. No, faccio sirena d'allarme. Gli è una bucciata che non finisce più. A sdorupo una casa. Siete avvertito. Come vai? A fare la camera di Poppy. Aspetta che non ci arrivo. Aspetta. È fatta, Nannina, è fatta! È fatta! È fatta! È fatta! A un anno maledetto! Gaetano, cosa molizzo non vuole passare? Sangue e coraggio freddo, cioè coraggio e sangue freddo! Sì. Andiamolo, forza! Sono qua. Ero lì. Sapete, oggi è il compleanno della signora. Sono venuto a fargli gli auguri. Vai, Betty, vai, il bagno è pronto, vai. Laudate sie, mia signora, per nostro fratello bagno, lo quale est tiepido, profumato e distensivo. Che è stamattina da sta casa? C'è un'aria elettrica e datevi una calmata, che la vita è bella. Che bella cosa, una giornata di sole. Gaetano, scendi la mano, fammi coraggio. Io ancora non ho fatto bagno. Sono nato da sì, uno sta andando, non ti bagno un cecchino. Ah sì, ma passavo. Gaetano, io mi scatto come un sonno spirito tutti notte. Sì, è 4, fanno 7, 14, 20. Ma che stai scrivendo? Sì, 24 muta. E se faccio finta da scrivere. Muta. Ma noi andiamo a contare fino a 60. Che conta? 1, 2, 3, 4. Io mi pare che un bel insonnato, bello disco. Oh, spirito papà, danno un segno. Oh sole mio, sta fronte a te. Gaetano, stiamo nascendo pacci. Ma che stai a buono? Oh sole mio, sta fronte a te. Oh sole, che bel bagno che mi sono fatto. Tu già le fai sto bagno? E come no, è anche profumato. Con la tecnica dell'amollo si entra e si esce a volta di collo. Entra, sottile. Fantesca? Fantesca? Che m'aveva? Avete chiamato? Gesù! Nella mia stanza! Ci stava dando una mano a Melina, La mano sola. che moria.
Vabbè, abbiamo capito. Fantesca, prepara la colazione al tuo signore e padrone e glielo porti in camera. A letto. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Visto, voleva per isolante, è più veloce da corrente. Uffa, proprio ora che finalmente potevo stirare. Perché non potevo stirare ancora? No, perché finora manco la corrente. Ma ancora corrente? Quando vieni? Proprio ora, Don Popi chiama e la corrente viene. Sono visto per una mano superiore! Ma con la mano superiore e mano superiore! Ti metti tutto il bagno e manca corrente. Ne esce dal bagno e viene la corrente. Nannina, io devo andare in bagno! Ugannolo. Ecco, ha fatto l'annuncio pubblicitario. Nannina, io devo andare in bagno per levare un filo da corrente non dall'acqua, non mi avessi ammazzare a uno con l'auto, capisci? E fammi arrivare la colazione a sto camurrioso. Certo, con forza! Ora gli serviamo la colazione a letto a Popi Sciarman, così sporchiamo le lenzuola. La colazione si mangia in cucina. Ah. No, ma chi sto presto ci faccia più lì. Super. E non vi arrabbiate. La colazione me la vado a mangiare in cucina. Super, non vi incollerate che la vita è bella. Super. Ma, Cambolissimo. Nanni, ma che stai pensando? Nanni, ma che stai pensando? Poverino. I gratti. Sì, Pibratti, Pisuri, ci siamo un po' stati. Donna Nannina, Sì. passava un'altra mezz'ora della nostra vita. E salutacci la figlia, non si mica una città del male augurio. Ci sono novità. Non ancora, la luna non ha tramontato. Pruita. Era venuta l'eclisse, ma poi mancò la corrente. Ma perché la luna che va corrente? Va bene. Ma avvisatemi ogni cambiamento atmosferico. Ma che te ne capi? Oggi vuole pigliare questa bennacca? Nonnina, cognata, ma che sta succedendo in questa casa? E niente, vedo niente, vedi, che ci va a chiedere su cose dell'archeologia che noi oggi stiamo studiando per ammazzare il tempo. Ah, va bene. Però senti, Nannina, se ne esce la luna, avvettiti, perché voglio fare un bagno a mare. Tintarella di luna, tintarella color latte, io quando chiamo sopra i tetti, vicino come gli atti, e se la luna è piena, tu diventi candida. Ciao! Nannina, Ah, che siamo sole? sì, Non resta altro che da fare. Uvoleno. Testa di morto. Ma ci diamo a colazione o a pranzo, non volessimo che ci fa male a stomaco vuoto. Nannina, ma devo dire la vera. Ci diamo a dessiert. Nannina, ci diamo quando volevo, c'è bisogno. Ma dove vai tu? Ci porta colazione a chiesto. E poi se l'ha data, disse che si mangia in cucina. Ora ci porto in ta cucina. E poi la gioco. Mettila Disse che qua. forse se la vuole mangiare a gioco. E va bene, a voi qua. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? Se c'è un veleno morirò, ma morirò accanto a te. A me mi pare che sanno tutti. Niente, sa, te cave tu ci volevi. Ah, perché tu sei ciunco? Perché non ci vuoi mettere tu? Nannina, Ah. e quanto coccia ce ne hai in mente? Ma che non bisogna ricetta di cultura, ah, niente, documenti!
No, dico, non vorrei avvicinamento assai e ci cangio questo caffè e ci pare una schifezza, capisci? Gaetano, un caffè che facciamo in auto fa sempre schifo, non se ne va accorgere con questo. E allora che faccio strumento? Metti! Stai attento come una caccatoro! Non ti scandare, basta quanti hai occhi. Io non lo so fare, ma scanto, vai, Vedendo non è le cosa meglio, non è cosa meglio. prenda adesso la luce perpetua, riposa in pace, vedendo. Qualcuno? No, ancora la luna no. No, ma qui è. Calma. Scusate, lei stava pregando per i suoi morti e ancora non è tramontata. E io, quando si parla di morte, non mi ricordo che stava facendo. Ah, stavate mettendo le gocce nel caffè. Sì. I gocci. Negate a me, bambinoni. Vi ho sentito che dicevate non lo so fare. Io sono infermiera diplomata. Ah sì? Adesso faccio io, tranquilli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da bravi. Per chi sono queste gocce? Per lei! Ah, per tutte e due! Gaetano, ma io non mi pigli i gocci per la prostata! Ma perché non ti picchi pure te? Su, da bravo, da bravo! Su. E non facciamo storie, via! Ma non ti vergogni davanti al signorino Gaetano! Su, bambinone, su! Signorina! No, i gocci a sopra come non si può pigliare prima di mangiare, vanno pure una ballata, se la pigliare con lei, non un caffè! Ma siete di spirito, siete! L'avete detto voi che il caffè che si fa in questa casa è proprio un veleno! Veleno, tu sei il mio veleno! A botticillo. Ma io mi confesso, chiamo di comunione, non posso fare, Pronta sta colazione? Ah, sì, ha pigliato questo caffè prima che si fa freddo. No. Non avete sentito? No. Don Peppino, uno si alza allegro, vado a consumarla in cucina e subito, alzandosi allegro, ci danno una picca di veleno. Gaetano, qui è Munnini. Uemo. Sì, Io lo saccio. Nannina, Calma, il sangue freddo. Nannina, dobbiamo stare qua dobbiamo arrestare. Sì, ma chi due l'amore da bagno e li chiamano. E ne ho come due statue fermi immobili senza fare fiatare niente. Ma scappiamo Nini! Ma che hai gridato? Non stanno? Voi! Sì, io non posso resistere lontano. Io devo morire in quella camera. Devo parlare col padre. Ma aspettate, dove andate? Aspettate! Donna Nannina, Don Gaetano, dove siete? Non vi nascondete qui c'è un uomo morto. Che Nannina indifferente. Chi ci ha chiamato? ora Cappuccetta è giù. Voi siete un maleducato e un violento! Io compro a mezza biscotti e caramelli. Ma non ci vuole. Saccio essere pure amaro. Ma vedi che fici? Che ha fatto? Ha preso a scappi Papi Sherman! E io ero un po' fugatato. Ma tutto caffè intendo non fece tale. Manco le cose non posso fare. Manco le cose. Aspettate! Voglio di un posto! Io ti sparo! Lasciatelo stare, che c'è una cosa nel posto che lasciatelo stare. Lasciamolo sfogare! Lasciatelo divertirsi! Imbecille, a chi? Io non te ne ruggio due perché ci sono i signori. E
Picchi Don Peppino, non promoniava. E l'ho fatto, non volendo. Stiamo volendo, ah? No, Nannina, no, attenzione. Nannina! È passata un'altra mezz'ora della vostra vita. Allora non ci ha montato ancora! No, il sole è ancora alto Non ricordatevi! Squagliato un to sapone finite! Nannina, a proposito dei saponi, vedi che mi ha accattato il sapone perché non potevo lavare più io non sola. Gaeta, sparagniamo, perché non lo sapevi che non solo là uno cuniamo. Sì, il nome nostra vecchia amicizia. Ma tu sei sicuro che quella cosa che tu sai? Tu è per un bottigliere usocca. Ma certamente, Ludovico! Chi è? Un frate del proprietario di sta pensione. E io, proprio ora, l'ho lasciato qua. Se potesse capitare con me mogliere, disgraziati, mi mi sotto a bocca la gente, mi fanno i corni accanto a sta pensione. Sì, ma attenzione! Caddu Ermi di Peppino Bottiglieri, si fa chiamare Popi Sharman. Davvero? Per non esporsi, tu capisci? Oh, insidia tutti i film di sta pensione. Grazie. Vuole mantenere l'anonimato sconfuso. Grazie. Io ti ho portato qua perché a quest'ora si va a fare sempre la barba e aspetta il garzone del barbiere. Sta da stanza da. Tu ora bussa e mi raccomando, io me ne vado per non far capire che ho fatto la spia. Ma tu bussa e pigliati tutte le soddisfazioni che vuoi. Lascia fare a me. Signor Popi Sharman, la barba. Scusate, ma voi chi siete? Sono io l'aiutante nuovo di Don Micio il barbiere. Ah, avete cominciato tardi la carriera, vero? Ma che fa? Mi vuoi fare assettare in terra? Signore, ma la maffare è droga. La ma fare il caffè? Ma non fosse No! La ma fare il caffè? Va bene. Per favore. Va bene. Qua, facciamola qua. Mi raccomando, io sono molto delicato. Il vasoio in faccia deve essere come un pedalo di rosa. Non mi preoccupate. Io usaccio come mestiere, usaccio. Usaccio come mestiere. Ma mettimi a fugare. È stato uno sbaglio. Ma non vi preoccupate. Io usaccio come si tratta la faccio come vostra. Io usaccio. Voglio vedere. Si tratta la faccio come vostra. Usaccio. Ma che hai? A babba all'occhio? Deve essere affascinante, Popi Sharman. Deve essere liscio, Popi Sharman. Ma senti un po', ma fa la barba antaniti tu? Senti da muovere, se non te la testa. Come? Te lo metteto, muto, non parlare. Ma voi, così? Un pazzo! Madonna! Guarda che la Madonna! Ma guardate, sto pazzo! Guarda che mi senti! Sto zitto! E baffozzo! Sto zitto! Sono zitto! Zitto! Bravo! Così mi piace!
Mangi dopo che mangia! Quello come sapore sai? Ti saziasti! No, grazie, non mi piace! Per un bottiglieri! Ti saziasti! Non voglio come sciarmagni! Io non capisco! Che per forza, come patare! Zitto! Sto zitto, casomai passa qualcuno! Passa qualcuno! E ora passiamo all'esecuzione. Mamma mia, Carmine! Non ti preoccupare. La mia mano è ferma, vedi? È ferma la mano. Mamma mia, aiutatemi! Vedi che non c'è mano. Un figlio! E fra un poco non vedi più. Ma perché che cosa feci? Perché? Facesti che ti chiami Peppino Bottiglieri. No, non mi chiamo Peppino Bottiglieri! E demoni! Io mi chiamo Bobby Sherman! E io ti devo uccidere. Dovete uccidere a tutti quanti, No, allora? no, solamente a te No, ammazzare. guardate, voi state facendo la barba uno per un altro! Ve lo assicuro! Guardate qua! Guardate! Qua! Guardate da! Mossa mani, non posso leggere, siamo chiamati. Qua! Giuseppe Chiaccone, in arte Bobby Sherman! Sono cabarettista al Teatro Bracco! Non mi chiamo Peppino Bottiglieri! Per l'amor di Dio! Sono Giuseppe Chiaccone! Sicuro! Ma allora è vero, non sei Peppino Bottiglieri. No! Mannaggia a chi? Signore, io vi chiedo scusa, Sì! vi No! chiedo perdono, per pudore non saccio, non ginocchiassi per chiedere perdono. Ma vi chiedo una cosa, che fare per mi faccio perdonare? Una cosa sola! Una! Ve ne dovete andare! Avete ragione, sono stato ingannato, Guarda come lo comprano! ma voi non sapete, io poco l'ho ammazzato. Cazzo tanto, per forza! Voi cercate Peppino Bottiglieri? Volete conoscere Peppino Bottiglieri? Certo, io vi ringrazio, ma voi che caso che è uscito? Che si dà di famiglia? Ma tu conosci sto Peppino Bottiglieri? Volete sapere la verità? Io sono qua per una signora. Veramente? Posso darvi qualunque cosa. Aspettate, non vi muovete. Ma mo, Va. Signora Lilli? Lilluccia! Aspetta. Tesoruccio? Bocconcino mio! Evidentemente starà riposando, ma vi giuro. In quella stanza c'è la mia amante? ah sì, Oh, posso farvi qualunque prova? è davvero? Sì. Che fate? Per fare a barba, Ma non vi date pensiero! per fare a barba, È facile. parlatemi, Io vi volessi fare vivere che cosa è questa donna, tutta in camicia da notte, velata, bella! Velata! e diceva una cosa, sa signora di 7 veli, non ha un marito, E come no? Ma deve essere un gran cretino, secondo me. vero? Sì, ma uno di quelli, Vero, parlando fra me e lei, chi conna si fa cecca là, ma fate piano, ma insomma! Sentite! Come? Tu sei un verme! Tu non puoi campare! Ma io non capisco, che cazzo stai una moda? Ma usa sogno io! Un pazzo sicuro! No! È così! Io sogno marito! Cosa? Non fare voce! Aiuto! Magari! Aiuto! Non Aiuto! Bastami! Bastami! Aiuto! Aiuto!
tramontata. La luna è tramontata. Gaetano, il morto non è morto. No. Sta bene in salute. No. Un pazzo! Questo! Il pazzo! Marito della signora Agnelli! Ha preso! Questo qua! Ho visto questo qua! Guarda già! Guarda la testa! Allora! Guarda la signora Agnelli! Lui ha visto là! Questo qua! Guarda! No! È qua! Questo così! Bam! E io! Qui! Ho capito! Che mi aveva preso! Questo! Così! Ah! Svenuto! Poi mi sono alzato! Don Gaetano! Donna Nanni! Se non muoro ora! Non muoro più io! No, che sto non mangerò! Io non mangio! Io ammazzo anche sto! Lasciami, ma perché sto ammazza? Non ti compromettere, un mazzo io! No, io ammazzo! Sta arrivando davvero, guarda che sto molto come incazzato! Che incazzato! Non c'è più tempo. Davvero, non abbiamo talento! Ma una così, senza un po' di tirocinio, si improvvisa assassino! Giustiziere! Giustiziere! Gaetano Bottigliere. Non parlare. Ora io con voi faccio una pazzia. Che ci dici che soldi devi chiedere tu? No, questa non è pazzia, questa è fossaria. E allora che fai? Un mazzo io a sta carogna. Sì, io un mazzo. Bravo! Bravo! Nanni, io non sogno bravo. No. Io sogno cattivo. No, ma quando mai? Sei, come da dire, un assassino di un buon cuore! Sei il nostro benefattore! Gaetano Bottigliere. Cerchiamo stare a sette. Ora io ammazzo Cristiano e uno dove ho sotto io, sa corrottere. Ma voi andiamo in galera! Nannina, io sono macchiato, se vai in galera non ne esce più. Voi oggi siete incensurati, avete l'attenuante rosetta e fate come fa un pace, una fiera macia siciliana. E che farebbe una fiera macia siciliana? Direbbe, io sono stata, sì, delitto d'onore fu, ma via sedotta la figlia. Capiste? Capiste buono? State muto, poi parliamo. Ora io metto dove detta, vogliamo già se ne vede picchiccia, gli ascoltiamo un po'. Io lo metto a mira, come passa ci sparo una botta e gatta a fronte, vogliamo sono uscito sopra, ma metto la pistola a te mano, e la cosa è fatta. Annina, che sta pensando? Che tu devi fare come fa un Piero Pace siciliano. Annina, sono cose da femmina, sono cose da femmina. No, Gaetano, devi fare tu. No, Nannina, la fare tu. Ti dico che la fare tu. Nannina, vedi che c'è gente, guarda che facciamo, una monina da banna. E ne mettiamo d'accordo, che fai tu. Non mi dite che no, capisci? Io ho sentito gridare in faccia a Bobby Sharman, io ti sparo! Ma su cose che si dicono, che faccio? Ci sparavano veramente! E chi è sto bello scherzo? Voi c'è di sparare veramente! Lo sapessi, dai onesto. Io quando faccio uno scherzo, sogno micidiale, sogno maligno, lo facciamo diventare giallo toscano. Ma io così faccio a furature vino! Non ti preoccupare, non è così, è la punizione che si merita. Sogno maligno, ti sapessi, sogno maligno.
Pronto? Pensione della tranquillità, dica. No, sono il fratello del proprietario, mi dica. Chi parla? La signora Catina? Sì, alloggia qua il signor Popi Charmant. Ah, vuole parlare con lui? Allora aspetti un attimo che vado a chiamarlo, attendo un attimo in linea, prego. Donna immobile, quasi un albergo. Giuseppe Iaccone, la desiderano al telefono. Di pensiero, è sempre amabile, lei ha già improvviso, in cosa no. Pronto? Chi parla? Come? Agatina! Ah, che piacere! Ma com'è che ti trovi qua in Sicilia? Che dici? Uzio Frank Murillo! Ah, mi dispiace! Sì, mi dispiace tanto! Come? Me l'ha stato tutti i pozzi di petrolio! Ah, che gioia! Allora signor ricco, Agatina! Ricco sono! Perché non mi godo? Scusa, Agatina, che c'entra Don Vito? Ma perché mi vuole morto? Aspetta, Agatina, ma no killer! Agatina, no, aspetta Gioia, no, Agatina ti amo, io ti amo, io ti sposo! Agatina, aspetta, Agatina, FNC, forse non capisti, io ti sposo! Agatina c'è un kill, mi stai a fare la valigia, Agatina un kill, Agatina un kill, la valigia, Agatina, ciao Agatina, ti sposa Agatina. Pronto, pensione della tranquillità. Oh, signora che piacere, sì, cammino, tutto a posto. Sì, in Sicilia sì. Ah, pure io, assolvo io il mandato. Non c'è più mandato, vi sposa. Chi accona vi sposa? Auguri e figli mascoli. A proposito, donna Catina, per quanto riguarda la valigia, come vai a comportare? Se vi sposa non c'è più mandato. Va bene. Baciamo le mani a Don Vito. Sempre vostro sogno. Mamma, papà, mamma, papà. Che è sta confusione? Che succede? Potete essere felici? Ah, sì? Poppy mi Perché? lascia, sposa la sua ex fidanzata americana. Ah sì? Sì. Ma che facete voi, comparite, scomparite? Non fare così! Aiutatemi! Sono in pericolo! Mi vogliono uccidere! E un saggio! Come sapete? No, cioè, voleva dire, dai, passa sopra la casa, spiegacelo tu! No, niente, capite, la pasta, le casse, cioè non si fa mai scorta. Io non faccio se la testa in testa. Scusate, io voglio a dire a che punto è la pasta. Ma che fai? Non ti sentono bene? Poppy, io ti devo parlare. Vicina, tesoro mio, No, sono aspetta, qua. Dimmi. siediti. Sono qua, tesoro, qua, con te. Ecco, dimmi. Sono. Io lo so che ti do un grande dolore. No, che dolore. Ma noi femmine siamo così, Poppy. Cioè? Siamo cattive. Ma no, su via, ragazza mia. Io ho scoperto che non ti amo. Tu mi puoi essere padre, tu sei padre, tu hai una famiglia. 2 figli sono. Ma perché io mi dovrei inguaiare con te? Perché c'è questo? Io voglio bene A me, tesoro. No, a quello lì, A me. a Silvestro. Sì, io voglio bene a Silvestro. Io voglio bene a Silvestro. Io sto in pericolo di vita. E Nudo si preoccupa per me.
un gas, la pasta, chi tu voleva tagliare la testa, la gatina, un zio Frank, pure io un zio Frank, e quindi faccia la natura, e io, un killer, un nonno morto, e poi Silvestro, Un cucchiaio di zucchero in casa mia! Tutti appena un saponello! Io voglio bene a Silvestro! Io voglio bene a Silvestro! Oh caramella, vedi che ancora non sono morto, non cantare vittoria. Ancora per poco! Ancora per poco. Ah, poi siete il killer. Che sogno! Non voglio ammazzare, non voglio ammazzare. M'ammazzo! Che fatta? Stavo toccando a un ruito con l'occhio miei, stavo da non mi frega! A un anno di cammelo. Ah già che stai molto il motore spugno. Ma che è successo? Io sono Ma chi ha stato! sparato? Delitto d'onore fu, mi aveva sedotto la figlia! Nannina, che c'è? Gaetano, che è morto, Andolo è morto! Io sono stato delitto d'onore, fu. Mi aveva sedotto la figlia. Ma chi sto disse già io? E va bene che lo dicono solo. Ma che commanasti, un mazzasta per davvero. Questo era un messo sposo da donna Catina Barba. Ma Ora poi ammazzo un altro tipo. che sta dicendo? Siete morti, ti uccidono. Gaetano, ma non la menopausa! Non va bene come! No, lo mandiamo direttamente al cimitero. Chi ha ucciso questo? Io sono stato delitto d'onore, fu. Aveva sedotto la figlia. No, Gaetano. Allora, modo, non parlare così molto. Ma non è morto! È vivo, è morto. Ma che hai sparato? Non è scio scherzo, Non è scio! Oh Gaetano, ci devi sparare addosso invece un compassante! Tu, Gaetano, ma non capisci, sto morto non è morto! e com'è? Permesso? Che c'è? Ancora giuri. C'è un suo biglietto. Sapete quello che voglio. Se non posso avere quello che mi aspetto, la morte è l'unica soluzione. Oh, ma sto biglietto è come me. Ma voi che facciamo sti giorni? Ma a noi mi piace. Do pace. E qui? E qui? Luciano Paternò da Pezzini. No. E mi disse che vuole sapere. La sua valigia. Unne!
Innanzitutto un applauso al pubblico per essere sempre presente e partecipe. Ringraziamo il regista Giuseppe Pollicino invitandolo sul palco. Inoltre ringraziamo e vogliamo sul palco Vita Pollino, Piero Gangemi che è al mixer, Nella Trimarchi dietro le scene, Silvia Lopez, Lucia Torrente e Nicola Spada, la sarta signora Lina Currò, il service di Giovanni Calabrò, ma non ti muovere perché ti serve la musica. Stefano Grisafulli e i suoi ragazzi per il lavoro di montaggio e smontaggio scene. Vi raccomando quest'anno particolare attenzione perché ancora Cinesci Sango. Infine ringraziamo il comitato festeggiamenti ed in particolare il presidente Padre Enzo che invitiamo sul palco. Peccato che con questi fari non riesco a vedere chi ho davanti, ma mi sembra di vedere che la piazza sia piena e credo che sia anche il segno che lo spettacolo è piaciuto. Il mio grazie personale a tutta la compagnia e ringrazio il presidente dell'associazione Colapesce, il caro Nino Spada. Lo ringrazio anche per la prontezza e la disponibilità totale nell'accogliere il nostro invito ad aiutarci a fare festa per San Vito. La rima non era voluta, è venuta così. E che cosa dire? Niente di più, se non davvero grazie di cuore e a tutti voi ci vediamo domani sera. Sono ancora disponibili i biglietti, quindi se li volete acquistare, grazie ancora e arrivederci. Un'ultima cosa, quei famosi gesti di eccessi di cortesia, come funziona? Perché eravamo rimasti colpiti e poi più che altro, più che una pensione, sembrava Beautiful. Veramente non avete nulla da invidiare a chi scrive le puntate. Vabbè, grazie ancora, arrivederci. Arrivava, che saliamo io in piedi, tu sei in piedi.